premia giustamente i biancorossi di Mognon. Quanto a spettacolo, questo ennesimo derby trevigiano ha però deluso. Mognon gli ha dato una sufficienza stentata, ma era lì per dire che sul piano del gioco si poteva vedere anche qualcosa in più. E dire che la posta in palio era elevata, soprattutto per i biancocelesti, pronti a riscoprire il gusto della lotta e a gettarsi a capofitto all'inseguimento del Pavia. Invece il Treviso, in modo particolare nella prima parte dell'incontro, ha adottato una tattica prudenziale, giocando solo a sprazzi e lasciando prevalentemente l'iniziativa ai padroni di casa. Al 41esimo l'azione del vantaggio. Triangolano bene Venturato Montrone mentre Ferroni mette nel mucchio sulla palla il Rompeciani che insacca. Soporifera la difesa del Treviso che avrebbe potuto sbrogliare diversamente il pericolo. A fine gara tutti d'accordo. Per il Giorgione una vittoria di prestigio, per il Treviso invece la fine di un sogno al quale, per la verità, tutti i giocatori avevano creduto poco. Senz'altro il risultato è giusto. Io all'intervallo nel primo tempo, fra il primo e il secondo tempo, ho detto ai giornalisti che mi hanno intervistato che sarebbe sensato stata una vittoria per il Giorgione perché vedevo molto meglio in campo la mia squadra che non quella del Treviso. Ecco, secondo lei cosa è mancato al Treviso oggi per essere una grande squadra, perlomeno per tentare di riacciuffare un pareggio? Lo stesso cuore che ha avuto il Giorgione avrebbe dovuto averlo il Treviso, però è da tempo che io vedo il Treviso. Per me individualmente il Treviso è superiore forse anche al Pavia che sta davanti. Sicuramente non hanno motivazioni e questo forse è il punto debole del Treviso. Forse si sono scoraggiati troppo presto. Guardiamo casa sua, il Giorgione. Cosa le è piaciuto oggi in modo particolare, Presidente della sua squadra? Guardi, io ho sempre sostenuto da 2 anni che faccio il Presidente, per me il cuore del Giorgione è immenso. I giocatori, non fatemi fare i nomi, però voi capite benissimo che quando noi abbiamo giocatori come Montrone, come Salvalaio, come Pisani, che sono le anime un po' del Castelfranco, indubbiamente, però tutti quanti li metterei sullo stesso piano. Secondo lei cosa è mancato oggi al Treviso per poter affrontare con una certa determinazione questo derby, al di là delle assenze, mister? Ma forse la determinazione che abbiamo messo nel secondo tempo, quanto riguarda il primo. E poi naturalmente però una squadra come la nostra che ha sì una classifica buona ma non può certamente regalare, ripeto, 4 giocatori a chi che sia, tantomeno al Giorgione, in un contesto e un ambiente come questo dove sono abituati alla lotta fino alla fine. Parliamo un attimino dell'espulsione, non so se lei l'abbia vista, noi ecco così dalla tribuna ci è parso abbastanza plateale quella reazione di incerti. Lei ha avuto modo di parlargli, cosa è successo in modo particolare? No, io non ho parlato ancora col ragazzo perché a botta calda magari si rischia qualcosa di diverso di quello che è giusto. Però è ben chiaro l'episodio e quindi ne parlerò con il ragazzo stesso al momento opportuno. Sicuramente non fa bene vedere certe situazioni perché si possono e si devono evitare. Mognon, soddisfatto innanzitutto di questo risultato? Sì, sono soddisfatto dell'1-0 chiaramente perché i 2 punti a noi servivano da matti per rimanere lontani dalla zona retrocessione, quindi sono 2 punti che noi godiamo da matti perché ci allontanano dalla zona pericolosa, di questo siamo tutti convinti e tutti quanti contenti. Ci si attendeva di più da questo Treviso, l'abbiamo sottolineato più volte. Direi che ci si attendeva di più, penso, da tutte e 2 le squadre. Il Treviso forse mancando di Schincaglia, penso che ha perso un grosso giocatore di classe ed è